24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Manca davvero poco al congresso leghista del 3 giugno. A contendere la leadership al favorito Flavio Tosi non sarà Gian Antonio D'Arè, il veterano di Vittorio Veneto, già segretario del partito trevigiano, ma Massimo Bitonci, parlamentare ed ex sindaco di Cittadella, e sarà Giampaolo Gobbo a cedere lo scettro della Liga Veneta domenica prossima, dopo 14 anni di comando ininterrotto. Che sia Tosi o sia Bitonci, ha detto Gobbo, alla fine vincerà la Lega. L'importante è che entrambi sappiano che quando firmano la loro candidatura lo fanno in calce ad uno statuto che ha all'articolo 1 la Padania. Mi sono candidato, c'è stato il ritiro di D'Arè che appoggia la mia candidatura insieme a tanti altri, la mia è una candidatura che viene dai militanti, non dai poteri forti. Ho già cominciato questa marcia gandiana per tutta la provincia, incontrerò tutti quanti i delegati, la mia è una proposta estremamente molto chiara, noi siamo veneti, vogliamo comandare in Veneto, abbiamo storia, lingua, tradizione, cultura che è nostra, che è millenaria, non è un ritorno al passato ma è un guardare al futuro, agli interessi del nostro territorio. Noi siamo un sindacato del Veneto e vogliamo continuare a difendere gli interessi dei nostri imprenditori, delle nostre famiglie. Qualcun altro guarda alla Lombardia, per carità, i lombardi sono nostri alleati, io vedo una Lega confederale, una Lega dove il Veneto e i veneti abbiano un ruolo importante, quindi viva San Marco, viva Liga Veneta. Il cantiere per il nuovo ospedale di Padova deve partire nel 2013 e mi auguro possa essere in Veneto l'anno dei cantieri. Spero che dal punto di vista amministrativo e burocratico la vicenda si concluda entro il 2012. Lo ha affermato il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione della nuova bretella stradale che collega direttamente Padova e la strada dei Colli bypassando Selvazzano Dentro. Quando parliamo di un nuovo ospedale di Padova, ha concluso il governatore Zaia, parliamo di un policlinico universitario da 600 milioni di euro e ci voglio vedere la possibilità in futuro di realizzare anche il campus. Le scosse con epicentro nella zona del Modenese sono state avvertite più volte nel corso della giornata in tutto il nord Italia. Si è parlato a lungo dopo il sisma emiliano del 20 maggio di scosse di assestamento che sono infatti proseguite in queste 2 settimane. Ma il terremoto che ha colpito alle 9.03 e ripetutamente alle 12.55 e alle 13 presenta un'intensità quasi pari alla prima di 15 giorni fa. Il geologo del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, Giulio Di Toro, ci ha dato una spiegazione in proposito. La sequenza in atto iniziata tra il 19 e poi soprattutto esplosa col terremoto del 20 maggio è in continua evoluzione. Progressivamente sembra che gli ipocentri, cioè le zone di nucleazione di questi terremoti, stiano migrando verso occidente. Ci saranno adesso tutte le normali repliche di un terremoto di queste dimensioni, quindi almeno una decina di scosse di magnitudo 4 che saranno avvertite alla popolazione, alcune sono già avvenute. Ma questo purtroppo è la storia di tutti i terremoti. Ma quale prima industria del paese del Veneto? Il turismo è molto di più che un settore economico. Il turismo, fatto di cultura, città d'arte, ambiente incantevole, strutture d'eccellenza, risorse umane e professionalità invidiate in tutto il mondo, è l'Italia stessa. Sbotta così Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Venezia ed esperto del settore, quando interviene in occasione degli Stati Generali del Terziario del Veneto per evidenziare l'emergenza nella quale versa il turismo, vessato dalla burocrazia che lo ingessa e anch'esso in forte difficoltà a causa del persistere della crisi e della forte riduzione delle presenze previste per questa stagione. Nel pomeriggio del 24 maggio i carabinieri della stazione di Montecchio Maggiore nel Vicentino, a conclusione di indagini esperite nei giorni precedenti, in parallelo con la stazione carabinieri di Valdagno, hanno arrestato in flagranza di reati di tentata truffa continuata, possesso di documenti di identificazione falsi, falsificazione di sigilli e false attestazioni sulla propria identità una donna di origini partenopee. La donna nei giorni scorsi aveva aperto conti correnti presso diversi istituti di credito della provincia
questo facendo uso di carte d'identità valide per l'espatrio, abilmente contraffatte, intestate ad ignare cittadine originarie delle regioni del sud e incensurate. Fedrigoni investe e cresce. Nonostante le difficoltà del comparto cartario, il gruppo veronese ha registrato risultati positivi in tutti i settori di attività, tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.